Oh, una persona. Vediamo chi è. 5 persone. Ciao Andrea, ciao France, ciao Sarrischi, ciao a tutti ragazzi. Come va ragazzi? Innanzitutto mi sentite? Ciao Giorgio, ciao Nico, ciao Jerry, ciao a tutti ragazzi. No, non so le AirPods. So queste qua. Music Sound si chiamano. Però comunque sto col microfono, con queste ci sto a sentire la musica. Oggi farò la live ascoltando la musica, appena finita la canzone. Mi dispiace Andrea, spero tutto a posto. Non ne posso più stare in quarantena, sto giocando a FIFA ora. Lascia perdere che io mi vorrei guardare un botto dei video, dei gameplay di FIFA, però mi sta scattando il momento Rosic col fatto che non c'ho più la play e non posso giocarci, quindi non mi posso guardare. Perché rosicherei soltanto, quindi beato te che almeno c'è FIFA. Beato te. Ciao Fredavor, tutto a posto te? Lo so Giorgio, un po' tutti. Mi raccomando in gamba Andrea. Parliamo del Cagliari che subì. Ah no, esatto. Esattamente. Ciao Mario. Fatemi cambiare canzone. Ok. Meno male Fredavor. È fighissimo fa la live con la musica. E mi sta venendo anche abbastanza bene perché di solito mi impappino se parlo con la musica. Gli ospedali non fanno entrare nessuno per le visite. Lo so, è pure questione di sicurezza. Poi con questo periodo così, Andrea, non puoi nemmeno biasimarli, eh. Hai visto gli europei si fanno nel 2021, è ufficiale. Sì, ho visto Terry, ma era facilmente pronosticabile. Non c'erano proprio più le condizioni per farli quest'estate. Quindi scelta giusta. Scelta molto molto giusta. Che dite, regà? Tutto a posto? Sì, infatti, parliamo di cose allegre, va. Ciao Max, tu fumi drum, Aigos e sigarette normali? Io fumo Aigos e drum. Proprio quando io farò la maturità, che palle. Così come con l'esame di terza media in cui ci fu Euro 2016. Penso che quando io ho fatto l'esame di terza media c'erano i mondiali del 2010. Quindi però volevo l'europeo quest'anno. Ho capito, però non c'erano proprio le condizioni, France, parliamoci chiaro. È talmente sparsa sta situazione. Non lo so, Giorgio, di qualsiasi cosa. Io sono sempre aperto a tutto, sapete? Non c'ho limiti. La situa a Roma si canta? Ovviamente si canta. Ieri sono andati avanti un'ora. Dalle 6 alle 7, anzi pure 7 e un quarto. Quindi, sì, sì, si canta, si canta. Anche se a me incomincia a dal cazzo sta cosa del cantare al balcone.
Bello, per carità, le prime 2 o 3 volte, poi mi incomincia a rompere le palle. Buonasera Matti, il calcio è la mia vita, non si può stare senza. Lo so, però tocca fare un sacrificio, insieme alla quarantena ovviamente. Quando sei uscito l'ultima volta? Mi pare venerdì? O venerdì o sabato? Ciao Bazuzu! Comunque sì, mi pare o venerdì o sabato. Sì, i giorni non sono uscito. Anche Giorgio, anche. Quando vuoi, Matti. Quando vuoi. Basta che mi dici il giorno. Preferibilmente no la sera. Perché la sera mi rompe il cazzo. Dopo la tiriamo per le lunghe. Mm. Sempre, Jerry, sempre. Insomma, Matti. Vattene a fanculo. È bellissimo fare le live con la musica, comunque, regà. Veramente bello. Almeno te c'hai quello, Bazuzu. Io manco quello. Adesso sto sentendo Gem. Precisamente non ti piace di QVC6. Mo' vi faccio vedere tutte le canzoni che mi capitano. Ma secondo te questo campionato di Serie A finirà sì o no? Io l'ho già detto anche nell'altra live. Secondo me il campionato è già finito. Già finito. Ciao Dani! Oh lele, oh là là, Raja Nainggolan, Raja Nainggolan. Sempre Forza Cagliari, ma quello è scontato. Ti piace il rock? Qualcosina sì, non tutto, ovviamente non è che posso conoscere tutto, però qualcosina sì, assolutamente. Poi io vado molto a orecchio, non è che ho i paraocchi sui generi, quindi sì. Papà. Che ne dici di far diventare questa live un format e chiamarle live pomirodiane? No, vabbè, sei un genio. Sei un genio, Luke, sei un fottuto genio. Abbiamo trovato il titolo delle live. Bravo, Luke. Bravissimo. Guns N' Roses. C'ho qualcosina di Guns N' Roses. Forse giusto una o due canzoni, eh. Mo te lo dico. Ga- C'ho Welcome to the Jungle e Paradise City dei Guns N' Roses. E il punk mi sa che non ho sentito niente, lo sai? Punk mi sa che mi manca. Ma che usi per sentire la musica? Spotify? No, io so ancora metodo antico, quello che si usava quando ero ragazzino io. Ovvio te le scarichi e te le metti sul telefono. MP3 e via. Io ho tipo 1500 canzoni sul telefono, quindi conosci Linkin Park? Certo, assolutamente. Ma non è iniziato una nuova serie che si chiamava Miriade? Sì, ma il nome mi faceva altamente cagare. Cioè, Miriade è veramente brutto. Ma Miro è un soprannome? Sì, è un soprannome. Come ti chiami in realtà? Samir. E Miro viene dal soprannome che mi hanno dato, che era Samiro. Però ho detto come cazzo è possibile che il soprannome è più lungo del nome? E quindi è diventato Miro. Tanto è scattato la Mortuciur, regà.
Parte il fomento, parte il fomento, io ve lo dico. Rip, sì, Chester Bennington. Esatto, come Andanovic e come Nasri. Tra l'altro io mi ero visto un video dei Linkin Park e, se non mi sbaglio pochi mesi prima, qualche mese prima che il cantante si suicidasse, ha fatto tipo una sorta di mini concerto live nella metropolitana di New York e non mi ricordo se ha cantato Numb o In the End, ma un qualcosa spettacolare, veramente da brividi. Quella è una domanda a cui preferisco non rispondere, Mario. Una storia lunga che non me la nemmeno raccontare, sinceramente. Esatto, Jerry. Porca troia, magari. Points of Authority, non la conosco. Non la conosco, devo essere sincero. Tanto faccio vedere. Amor toujours. Però basta, mi ha rotto il cazzo Amor toujours. Andiamo avanti. No. Oh, poi il bello è che io ho pure canzoni tipo queste. Questa ovviamente è greca. Rap greco, ve la consiglio questa perché è bellissima. Non so come riuscirete a trovarla, perché io disegnavo le lettere sul Google Traduttore per cercare il titolo. Però è figa sta canzone, veramente figa. A me mi gusta. Parlaci di politica. Meglio di no? Calcola, te posso dire, Matti, che avendo fatto l'alberghiero, il professore nostro ci spiegava anche quando sei un barista di quali argomenti puoi e non puoi parlare. E gli unici tre di cui non puoi parlare sono religione, politica e calcio. Quindi io uno già ne parlo assiduamente, almeno uno me lo voglio evitare. Uno me lo voglio evitare. Rap greco per Fico Giannis, esattamente. Ciao Sad Game. Giorgio, tocca fare dei sacrifici, purtroppo. Allora parliamo di religione. Ateo, sono ateo, quindi non so quanto ci possa essere da parlare. Ateo convinto poi, È anche uno di quelli abbastanza cinici. Esatto, è proprio per quello che il professore ci diceva non dovete mai parlare di questi tre argomenti. Mai. Che squadra tifi? Aspetta. Penso si sia capito. A occhio e croce. Che cuffie hai? C'ho queste qua, ma ha regalate la mia ragazza a Natale. Music Sound. Esatto, Seb Gamer. Eh sì, Giuseppe, pure io. Ah beh, è normale, Giorgio, ma non tutti mi conoscono, ovviamente. Quindi è normale che uno chieda. Ci sta, ci sta. Ci sta assolutamente. Bravo Seb, bravissimo. È arrivata a cena alle 4. La cena alle 4 mi pare un po' esagerata come cosa.
Ciao Salvatore. Sempre Seb, sempre Forza Cagliari. Quasi finita la canzone. Ciao Candy. Finita la canzone. Ciao Albi, ciao carissimo. In Austria. Ma perché stai in Austria te? Bravo Seb, vedrai che piano piano aumentano. No, non ho fratelli, sono figlio unico. Roma, sono romano e credo che si senta anche. Tanto vi faccio vedere la canzone che mi sto sentendo. Mo' ogni canzone che mi sento ve lo faccio vedere. Sta in Austria da tantissimo tempo. Non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo, devo essere sincero. Però, cioè, le 4 in Austria mi pare un tantinello esagerato, ce n'ha alle 4, dai. Io sì, mamma mia, Jerry, guarda, proprio. Io e la Roma è una cosa sola. Ma quindi se pensi che non riprende il campionato, come ritieni sia giusto farlo finire? Secondo me non finisce. Secondo me non finisce. Ripeto, secondo me è già finito. Spero di sbagliarmi. Spero ovviamente. Mezzo sangue sì, qualcosina conosco. Ascoltato l'album di Nitro? No. Devo essere sincero, no. Settimo giorno di quarantena comincia a girarsi il testicolo sinistro. Lo so, regà. Però cerchiamo di piarla con filosofia, dai. Alla fine stiamo a fare un qualcosa che serve a tutti. Quindi consolatevi che non siamo solo noi a farlo. Mm. Quindi scudetto alla Juve non ha segnato, partita secca finale Juve-Lazio. Ripeto Mario, per quello che ne so io, secondo me il campionato è già finito, quindi stando alla classifica lo scudetto va alla Juve. Per come la vedo io. Però ripeto, spero di sbagliarmi. Mi ricordo che ti piaceva tanto Caparezza, vero? Assolutamente. Assolutamente sì. Sei mai stato in Sardegna? Purtroppo no. Mai, 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 mai. Ciao Cartal, ciao caro. L'unico sbatti è non vedersi con la ragazza e non avere un balcone per fumare. Vabbè, io fumo pure dentro casa, sti cazzi. Però il non vedere la ragazza effettivamente è un qualcosa che dà fastidio. Io sono a Roma a girare la polizia. Sì, sì, gira, gira. Sta a gira pure nella zona mia, quindi vuol dire che gira. Atalanta preliminari di Champions, yes. Secondo lei si tornerà a scuola? Addirittura dell'EMI, dai. Non lo so, non lo so perché dipende sempre da come si evolve la situazione. Tocca aspettare un altro po' e vedere, perché non so se avete sentito, deve comunque arrivare a sto picco dei contagi che dovrebbe essere a giorni, quindi non si sa. Vedremo.
Penso che si capirà cosa succederà più o meno verso inizio maggio, secondo me. Ah, proprio a livello di stato, le scuole, il calcio, tutto, tutto. Quindi aspettiamo e vediamo. Se Mire una cosa, sei libero stasera? Non lo so, Cartal. Non lo so, perché io la sera di solito faccio la videochiamata con la ragazza mia, quindi penso di no, devo essere sincero. Penso proprio di no. Che vogliono fare i playoff a 12 squadre. Quella è la Roma. A Roma che vuole fare 12 squadre. Spero che gli danno retta. Grazie Seb, grazie mille. Quando finirà questo macello? Spero il prima possibile. Spero il prima possibile per tutti. Per tutti. Perché incomincia a essere. Incomincia a essere pesante la cosa. Dimmi, Matti. Giulini invece vuole recuperare il campionato regolarmente. Eh, Lo so, però so 20 le squadre che decidono, non decide solo Giulini. E poi ripeto, dipende sempre da come andrà avanti la situazione in Italia. C'è un quiz sportivo per stare tutti insieme. Ma da che ora a che ora, Cartal? Ora ci penso, playoff a 12 squadre vorrebbe dire Cagliari contro la seconda. Ti immagini Lazio-Cagliari? Lì rischio bestemmie fortissime. Sinceramente non credo. Cioè, perché mm, se è come penso, i playoff funzioneranno che più le squadre sono basse, più partite dovranno giocare. Quindi noi partiremo, diciamo, per primi e poi mano a mano andremo avanti e affronteremo squadre che stanno sempre più su in classifica. 22. Guarda, Cartal, non ti dico né sì né no, perché ti direi una cazzata a prescindere. Ti faccio sapere dopo, ok? Perché per adesso non ti potrei veramente dire né sì né no. A Giolini manca il parrucchiere, quello è poco ma sicuro. Secondo me a questo punto sarebbe più giusto farlo slittare alla prossima stagione. Ma la prossima stagione poi quando finisce, dato che la prossima stagione alla fine c'è l'Europeo, eh, giovedì si tifa Pellegrini. Ah, cioè comincia giovedì il torneo? Te ringrazio, Carta, te ringrazio veramente tanto. Anche perché poi sto periodo così, se non se famo compagnia tra di noi, lo superiamo col cazzo. Fai più turni infrasettimanali. E ho capito, ma ci stanno le squadre che hanno le coppe europee. Eh, comunque, ma cos'è sta storia del torneo? Praticamente le Iene hanno organizzato un torneo, dato che manca il calcio giocato, in cui i vari giocatori si sfideranno a FIFA 20. Quindi, giusto per mettere le toppe sul campionato che non si gioca, ecco. La ringrazio, Carta, la ringrazio tantissimo. Spero che si potrà fare, lo spero vivamente. Dove si può vedere? Penso sul sito delle Iene e su Italia 1. Credo, eh.
Urban Thief, my... Sei forte? Mamma mia, guarda. Fortissimo. C'è anche Stramacci che la corteggia, addirittura. Mo' si crea un calciomercato attorno a me. Mi mancano le sgroppate di Farago sulla fascia, a me no. Hai saputo del rinvio di Euro 2020? Sì, ho saputo, Alessio. Ripeto, decisione giustissima. Non c'erano più i presupposti per poter giocare. Babylon then thief my herb and thief my herb. Per ora comunque sto tifando il mio Oxford United su FIFA 16. Grazie che hai ritirato fuori l'argomento FIFA. Secondo te il campionato lo faranno finire anticipatamente? Perché da come si sente la cosa va per le lunghe. Secondo me, lo ripeto, è già finito. Secondo me è già finito. Se dovessi paragonarti a un giocatore, io mi paragono più a palla per proprio fisicità. Però se mi devo paragonare a un giocatore, non saprei. Uno ignorante, ecco. Bravo Jerry, mi sei piaciuto. Mi sei piaciuto. Thief my herb and thief my herb. Magari Cartal. Magari. Magic Box. Ok, sa fa un calcolo. Hai sentito le dichiarazioni giovanili ieri su un'eventuale possibilità dei playoff e playout? Sì, l'ho sentito e ripeto, lui può essere dell'opinione che preferisce, però sono 20 le squadre che dovranno decidere, quindi lascia un po' il tempo che trova, secondo me. Fate la barba come Moscardelli. A me più di così non mi cresce. Vai tranquillo, Cartal, anzi, grazie che sei passato. Poi te faccio sapere eventualmente per stasera, eh. Mirondelli comunque è carino. Non mi ricordo. Tranquillo, Cartal. Non mi ricordo prima chi mi ha detto dei Guns N' Roses. Comunque è capitata, eh. Comunque in teoria fino alla Sampdoria dovrebbero partecipare tutte ai playoff, quindi è infattibile come soluzione. Ma infatti io ripeto, secondo me il campionato è già finito. Già finito. Te lo dico di nuovo, tu somigli a Ionita. Non sei il primo e sicuramente non sarai l'ultimo che mo dice. Comunque, regà, è fighissimo fare la live con la musica. Meglio Aigos o Drum? Secondo me Aigos. Però il drum c'hai proprio il tabacco. È un'altra cosa. È un'altra cosa proprio. Assomigli leggermente anche a Izzy. Addirittura.
come Tarelli con Lagos. Che vuol dire? Secondo me una possibilità comunque probabile è quella di far continuare solo le partite rimaste. Ma sono troppe. Sono veramente troppe. Ciao Christian. Ciao carissimo. Ma siete quel ricciolone là dietro? Sì, sono io nel 2000, quando avevo 4 anni. Tutto a posto, Christian, dai. Te? Perciò lo scudetto non va a nessuno? Ho letto che il prossimo lo fanno iniziare a luglio. Tu sai qualcosa? Sinceramente Susanna non è che sappia granché riguardo a sta cosa del campionato. Io ripeto, secondo me è già finito. Secondo me è già finito. Quindi o non lo assegnano, ma secondo me è l'opzione più improbabile, o lo assegnano alla Juve o alle brutte faranno soltanto uno spareggio tra Juve e Lazio. Secondo me so tre le opzioni. Come ti stai trovando con Aikos? Io sono riuscito a fare un mese e poco più, la sento molto distante dalle sigarette. Quello è vero, però comunque a me a livello di appagamento mi soddisfa, nel senso comunque con una di queste sto a posto, come se mi fossi fumato una sigaretta. Poi dipende anche quale te fumi, io per esempio mi fumo queste qua, che so quelle più forti, quelle rosse. Poi ci stanno quelle blu, quelle marroni so aria, quelle blu praticamente te fumi il Vicks perché è menta, e poi ci stanno quelle gialle che sanno de svelto, sanno proprio de svelto perché è detersivo palesemente. Sì, però quanto puzza l'Aicos. C'hai ragione perché all'inizio, ma non solo, pure il primo tiro sembra che te stai a fumare il cartone, te lo dico sinceramente. Però fidate che dopo non lo senti più, non lo senti più l'odore. Quanto spendi al giorno tra Drum e Icos? Guarda, io mi sono fatto una scorta in vista della quarantena qualora dovesse peggiorare. Il Drum io tecnicamente non lo fumo più. Me ne frego qualcuna da mia madre, mi sono fatto prendere una busta di Drum sempre in vista della quarantena, perché non si sa mai come va a finire. Quindi non ti saprei dire. A me un pacchetto di Icos mi dura 5 giorni perché me ne fumo 4 al giorno, in modo da farmelo il più possibile. No, no, non è tipo canna. È una cosa un po' diversa. Sì, però sta canzone non me la de sentirla. Questa sì, questa sì. Questa regà ve la consiglio. Onesto però, mai fatto una canna? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Chi è che non se l'è mai fatta? Dai, parliamoci chiaro. Tutti, almeno un tiro se lo so fatti. Cosa ascolti? Adesso sto ascoltando
Potevi essere tu di Fabri Fibra. Sicuro 4 al giorno. Solo in sta live te ne sei fumato. Mi sono fumato un drum e un Icos. Quindi mi sono rimaste altre 2 Icos da poter fumare oggi. Ciao Giorgio. Speriamo che questa quarantena non si prolunghi oltre la fine di aprile, non se ne può già più. Com'è la situazione a Roma? La situazione è surreale, perché sembra di vivere in un film horror. Purtroppo c'è ancora gente che sottovaluta il rischio, che non gliene frega proprio un cazzo. Mi fa piacere, Jerry, mi fa piacere. È giusto così per il momento che stiamo vivendo. A Roma come la state vivendo? La viviamo, penso come la vivono un po' tutti. Non è una situazione bella, ma capisci che lo devi fare. È un sacrificio, lo capisco. È un sacrificio, però è indispensabile. Il problema è che non tutti lo capiscono. Le 3 cose che ti mancano di più della vita normale. Oddio. Innanzitutto è il lavoro, che non è che ce ne fosse tanto prima, però comunque manca. Poi il vedere assolutamente la mia ragazza, ma quella è la cosa primaria. E la parvenza di normalità, di una vita normale. Anche se piano piano sta diventando questo la normalità, il fatto di stare in quarantena. Quindi so queste 3 cose. Per vita normale intendo la domenica al pallone, il poter uscire tranquillamente, proprio la vita in generale. Perlomeno per me so queste le cose. Che c'è dopo sta canzone? Fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere. No, 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 no. Oh, un salto nel passato. Vediamo chi si ricorda sta canzone. Vediamo in quanti se la ricordano. Secondo te quando finirà tutto questo noi saremo gli stessi di prima o avremo paura di toccare e stare a contatto con le persone comunque? Penso che piano piano la situazione ovviamente cambierà, nel senso torneremo piano piano alla normalità. Ovviamente immediatamente, appena finirà la cosa, subito dopo, ci sarà ancora un po', secondo me, di cautela, però piano piano si ritornerà alla vecchia normalità. Siamo in 2, Alessio? A noi ci hanno contagiato quelli che sono sbarcati 11.000 dal nord, adesso hanno bloccato tutto. Purtroppo, mi dispiace, mi dispiace. Ora ha paura Mary, l'ho vista piangere, poi chiedere una risposta, ce lo Mary. Sì, però è troppo depressa. Diario che ora ha tra le mani. Una cosa un po' più gioiosa, dai. Bella questa. Per te quando arriveremo ad avere di nuovo 0 contagi al giorno? Quando la gente capirà che deve rimanere a casa. In quel caso sì. Quando la gente lo capirà, forse arriveremo a 0 contagi al giorno.
Io non gliela faccio nemmeno più a guardarlo il Layton perché rosico troppo che non posso giocare a FIFA. Non gliela faccio. Rosico veramente troppo. Sì, c'ho questo qua, però solo questo. Sono tutti e due Jerry, cioè perlomeno io ti parlo per la mia zona. Sono sia giovani che anziani, tutti e due. Il che vuol dire che forse ancora non hanno capito bene com'è la situazione. Specialmente gli anziani, perché magari i giovani hanno più possibilità di salvarsi. Gli anziani ovviamente è brutto da dire, ma molte di meno. Va bene. Ciao Andrea, mi raccomando, un bocca al lupo, rimettite presto. Ma tanto Albi, volente o nolente, le notizie comunque ti arrivano anche se non li guardi, ti arrivano comunque. Ma te quando li vedi uscire, gli tiri qualche urlo dal balcone per dirgli starsi a casa? Io sinceramente no, non faccio e non dico niente, ma per il semplice fatto che io faccio il mio, non posso pensare a tutti gli altri. Non sono io che me ne devo fare degli altri. Se gli altri non hanno coscienza civica, io non posso fare un granché. Cioè, gli posso pure dire, devi rimanere a casa, ma quello poi mi dice, fatti i cazzi tua. Se le persone, ripeto, non c'hanno coscienza civica, io non ci posso fare granché. Io faccio il mio, come gran parte delle persone fanno il suo. Però il brutto è che non tutti fanno così. Hai ragione, ci sono ancora degli idioti che la prendono sotto gamba. Purtroppo sì, Susanna. Le mie figlie si stanno comportando bene, la grande convive, la piccola lavora da casa e ci sentiamo in videochiamata. Giusto, giusto che sia così. Ciao Miguel. Ma quelli so cazzi di tutti, se la gente esce ci rimettiamo tutti. Lo so, Mario, però che io che posso fa? Ripeto, io posso pure dirgli di rimanere a casa, ma quello mi dice sti cazzi, fatti i cazzi tua. Ripeto, io non c'ho le potenzialità per poter fare una cosa del genere. Ci dovrebbe pensare qualcun altro. O vivemo con la polizia sotto casa. Brutto, Candy, molto molto brutto come cosa. Dipende in che senso lo intendi, Fabri. Io lo farei venire qui a Tor Vergata, siamo in sofferenza. Ma chi? Io ho visto un video del brasiliano dove c'era gente per strada come se niente fosse. Del brasiliano? Mi sfugge chi sia questa persona. Comunque, purtroppo, ripeto, c'è gente che non ha capito ancora. Che bisogna rispettare le regole, che qui è veramente emergenza. E lo so, Fabri. Secondo te in previsione quando si potrà tornare alla vita di sempre? Non lo so, io spero il prima possibile.
Spero veramente il prima possibile. Non te posso dire una data, però secondo me a inizio maggio secondo me si riuscirà più o meno a capire cosa succederà in Italia, se continuerà o migliorerà. La gente non rispetta, non capisce di essere brasiliano e il tifoso della Roma ah, ho capito. Probabilmente il 3 se la gente si regola da fonti certe, ma il 3 è comunque una data indicativa. Capolavoro ragazzi, capolavoro. Che canzone. Hanno rinviato pure il Roland Garros, che in teoria si doveva giocare a giugno. Però per esempio Wimbledon non l'hanno rinviato, però vabbè che gli inglesi stanno messi male, eh. H24. Hanno fatto bene, hanno fatto bene. Se non devi uscire, non devi uscire, punto. Non è che ci stanno tante cose, eh. Madonna, non fare un cazzo ti fa venire sonno. Il tempo di incubazione è 3-5 giorni, un mese basta almeno per uscire, poi certo bisogna stare attenti, fino a che non troviamo il vaccino, probabilmente un anno. Esatto. Ciao Candy, grazie di essere passata. Sicuramente più gente sta a casa e meglio è, ma è veramente ovvia e palese come cosa. Non servo io che lo dico. Che poi volendo magari potrei essere, per esempio, io potrei essere portatore asintomatico di coronavirus. Che ne so io se ce l'ho o meno? Io un anno in casa così prendo almeno 50 kg, regà. Fai gli esercizi a casa, t'arrangi come puoi. Più di questo non possiamo fare, ragazzi. Sono contento per i francesi mangia baguette. Popolo inutile. Popolo inutile. Popolo veramente inutile. Te ti stai allenando ogni tanto. Ogni tanto. Ma asintomatico vuol dire che hai il virus ma non lo presenti? Ah, sì, sì, più o meno che hai il virus, però comunque non c'hai raffreddore, non c'è niente, stai bene, però comunque hai il virus. Tu ti stai ingrassando in casa? Beh, penso come un po' tutti, eh.
Penso di sì. C'è il frigo a disposizione H24, quindi è normale che quando non c'è un cazzo da fa prendi e mangi qualcosa. In casa già si parla di apertura. Un'università il 25. I francesi sono orrendi. Complimenti per la loro solidarietà. Ma sti cazzi. Sinceramente preferisco non averci solidarietà dai francesi. Per quanto mi stanno sul cazzo. Ripeto, popotile. Cucina mia madre che io sono negato. Sono veramente negato. Sarei in grado di mandare a fuoco la cucina anche solo mettendo l'acqua a bollire, quindi meglio evitare. Te capisco, Giorgio. Ecco, vedi. L'ultima ora del tennis, del Roland Garros rinviato. Alberghiero Ma alberghiero, perché tutti pensate che alberghiero significhi per forza cucina, raga? Io odio la cucina. L'alberghiero non è solo cucinare. Un paese che come simbolo ha una torre di ferro a forma di cazzo. Quoto, Fabri. Ma è che domina base. Però ti piace magnà. Vabbè, chi è che non piace magnà? Ma te che lavoro vorresti fa? Un lavoro che mi permetta di campare dignitosamente? Non c'ho una pretesa particolare. Se tu calcoli che io non ho... Credo di non aver mai preso uno stipendio che fosse più alto di 400 euro. Quindi fai un po' de... E come mai non hai fatto l'uni? Perché non ho finito le superiori e perché sinceramente non mi è mai piaciuto studiare, non più di tanto. Cioè, ho un'idea tutta mia dello studio e non era un qualcosa che volevo fare l'università. Lo reputo uno spreco di tempo, secondo me. Quindi ho preferito cominciare subito a lavorare. Ti piacerebbe lavorare in un tabacchino? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Tabaccaio mi piacerebbe tanto. Mm-mm. Ah. Che lavori hai fatto? Ho fatto operatore call center, addetto alle pulizie in un centro commerciale e, e addetto mensa. Lo chiedo a Luca del tabacchino. Chi è Luca? Non ho la minima idea di chi sia Luca.
Ma data la situazione si bloccano pure i contratti dei giocatori tipo Nainggolan per esempio? Credo di no. Credo che quelli non si blocchino. De certo non prende al lavoro a me, Christian, stai tranquillo. Sì, esatto, anche se fosse, non mi potrei muovere. Anche se però mi piacerebbe. Perché dovrebbe prendere me? Ciao Dani. Man- Impossibile, Gri. Impossibile proprio. Io te prenderei subito, mi. Magari fosse possibile. Eh sì, poi mi dovrei fare pure 2 settimane di quarantena. È vero, per forza, sì. Ciao Music. Cos'era vicino a casa mia? Come mai Ma come hai conosciuto Giovanni Alfrez? Allora, Giovanni l'ho conosciuto grazie a Kartal. All'incirca vale la stessa cosa per Alfrez. Col fatto che organizzavamo la partita tutti insieme, che poi ci siamo conosciuti in una live. E da lì li ho conosciuti e poi è nata sta sorta di amicizia. Con Giovanni è un'amicizia vera e propria, con Alessio ci siamo visti un po' meno, però comunque si può dire che siamo amici, dai. Sono stanco di me, sono stanco di me, sono stanco di me. Non so cosa ho detto. No, Christian, assolutamente no, assolutamente no. Vabbè, le zone per privacy non le dico. Ma perché Discord lo uso solo per la chat vocale, Christian, non lo uso per la chat scritta. Per la chat scritta c'è Telegram e c'è Instagram. Discord la chat scritta non serve a niente. L'ho dovuta lasciare perché non si può levare, perché se no l'avrei levata. È per quello. Quello che ha avuto successo. Tanto, regà, mi fumo l'ultima sigaretta e poi vado. Sono solo con me. Non so che ci penso. Sono stanco di me, sono stanco del rap. Fumo un tot e ci penso. Sono solo con me.
Christian, forse tu sei piccolo e non capisci che la cosa è veramente assurda. Non è per cattiveria, però non- non- non sarebbe veramente possibile. Cioè, te lo dico per certezza proprio. Pure a me farebbe piacere, ma figurati, però è veramente assurda la cosa. Comunque, quando vieni a Milano, scrivimi che se prendiamo una birra. Se ci passerò mai, volentieri. Prima la mia tappa è la Sardegna, ovviamente, alla priorità, anche se non succederà mai, però comunque la priorità. Non vengo con te nel deserto. Scusami se diserto, ma preferisco ammazzare il tempo. Preferisco sparare cazzate. Preferisco far esplodere una moda. Preferisco morire d'amore. Preferisco caricare la sveglia. Preferisco che tu rimanga vivo. La bandiera assoluto. O con noi io stai muto? Mi è presa a cantare adesso. Anagonistica, la verità che viene a galla. Esperto di balistica, misurami sta balla e seguimi. Sono uomini di uomini. Siete morti tutti, regà. Nessuno scrive più. Allora, questo, via. Dai che prima o poi ce la farai, basta che non fumi più e tutti i soldi che risparmi da mo' ad agosto li investi per andare a Cagliari. Eh. Non puoi risparmiare soldi se non ce li hai. È quello il fatto. Cristian, io ti ringrazio per l'idea, per il fatto che ci hai pensato, per i tuoi buoni propositi, ma ti assicuro che tutto questo è assurdo. È veramente assurdo e utopistico, non potrebbe mai accadere, ma letteralmente. Ciao France, è tornato. Mm, mm. Se non ci provi è normale che non potrebbe mai accadere. Ma non, Christian, non è una cosa che nemmeno puoi provare a chiedere, perché è veramente brutto. Fidati che poi quando diventi grande capisci che non funziona così il mondo del lavoro. Bella.
Ma la questione della monetizzazione come è andata a finire? Che ho 140 euro che non potrò mai prendere e ho tolto la monetizzazione al canale. Semplice. €140 che mi sarebbero serviti parecchio. Però mi dispiace solo che lì ci stanno i soldi delle donazioni che sono andati a puttane. Perché i soldi da monetizzazione in sé sti cazzi. Tolto la monetizzazione, quindi meglio così da una parte, perché non mi è mai piaciuta l'idea. Comunque mi posso darti un suggerimento: per fare più iscritti inizia a parlare pure di altre squadre, perché se parli solo del Cagliari purtroppo non cresci più di tanto. Ma quello è il mio intento, io non voglio crescere, io voglio solo parlare del Cagliari. Quindi sinceramente non mi interessa nemmeno parlare delle altre squadre. Se devo parlare di calcio parlo del Cagliari, delle altre squadre ne parlano gli altri, non c'è bisogno che lo faccio io. Poi non mi sono mai interessati gli iscritti, possono essere 20 come possono essere 200 o 2 milioni, non mi cambia la cosa. Non ho ricominciato a fare video su YouTube soltanto per diventare famoso e averci un botto di iscritti, a discapito di altre persone, perché sicuramente tantissime altre persone hanno cominciato a fare video su YouTube proprio per questo intento. Ti compravi la Play 4? No, sinceramente non ci avrei speso i soldi per la Play 4. Non è un qualcosa che mi serve. La desidero veramente tanto. La desidero veramente tanto, ma non è una priorità. Però se riuscissi a farlo diventare un lavoro non sarebbe male, no? Ma assolutamente, assolutamente non sarebbe per niente male, però non è quella la mia priorità. Sinceramente preferisco che rimanga un hobby, per il semplice fatto che se diventasse un lavoro diventerei un'altra persona che non sono, nel senso che comincerei a fare video per i soldi e non perché mi va a me di fare video. Quindi no, preferisco di no, perché mi conosco. Quindi preferisco evitare questa evenienza, ecco. Mi conosco come so fatto e preferisco evitare sta situazione. Io ai tempi avevo attivato la monetizzazione, tra l'altro controvoglia, perché tutti mi hanno detto dai, attivala, e io avevo pensato tra me e me, effettivamente i soldi per migliorare il canale da solo non penso di riuscirceli mai a mettere, quindi mi sono detto vabbè, diamogli retta, magari con i video riesco a fare una cifra che mi permette più o meno in un determinato lasso di tempo di migliorare quello che ho per migliorare il canale. Però se avessi dovuto scegliere io con la mia testa non l'avrei mai attivata, perché non mi piace. Ripeto, YouTube è un hobby. Io faccio i video, faccio le live perché mi va di farle e preferisco che rimanga così senza ricavarci una lira che fa 200-300 mila euro all'anno, ma con il solo scopo di fare quello, nel senso di fare i soldi coi video. No woman, no cry. Morti tutti, finiti.
Tra l'altro, ragazzi, sti giorni è un periodo che mi sto a studiare il giapponese. Raga, è tosto il giapponese, È tosto proprio. Però è figo. Perché praticamente al posto di scrivere disegni. Dai, che ore so? Dai, vi concedo un altro quarto d'ora, dai, altri 10 minuti, quarto d'ora rimango. Se fammo compagnia tra di noi. Sì, ma lui a differenza degli altri è una persona seria. Addirittura, Mario, addirittura. Non mi definisco una persona seria. Sono proprio tutto l'opposto di una persona seria. Esatto, Francesco. Non solo a te, Fabri. Non solo a te. Fidati, non solo a te. Purtroppo penso che manchi a tutti quelli che non convivono. Su Facebook. Su Facebook. Esatto, Giorgio. Il 2020 è iniziato male come anno, mi sa. Mi sa che c'ho sto presentimento pure io, Max. Ce l'ho pure io sto presentimento. Ce l'ho pure io. 2021 morti tutti, fammi dare una grattata, va. Ma già da adesso. Ah no, ok. Speriamo che quando riprenderà il campionato non dovremmo dire bei tempi quando la nostra preoccupazione era il virus. Speriamo, Giorgio. Speriamo. Ammesso che continui il campionato, eh. Comunque il Papa secondo me già sapeva il Papa, mortacci sua. Quello già sapeva tutto. Secondo me già sapeva. Lo schiaffo di Anagni. Mi viene in mente il film De Verdone, compagni di scuola. Pensa nel 2020 noi non abbiamo ancora mai vinto una partita di Serie A. Ma nessun tipo di partita abbiamo vinto, giusto l'amichevole con l'Olbia, con un Eurogol di Simeone tra l'altro. Francia, io sto in mood depressione, quindi è normale che sia poco eccelso. Esatto, Giorgio. Esattamente. Ho sentito che vogliono mettere i playoff, secondo me non esiste. È un'eventualità, ma ripeto, secondo me è già finito il campionato.
È già finito. Quando l'Eccelsior si è schierato con i Savoia mi è un po' sceso. Forse lui è ancora che era il Regno di Sardegna, che poi praticamente era tutto Piemonte. Beh, probabile pure che lo sa, non ne ho idea. Mamma mia, raga, c'ho una voglia di giocare a FIFA, porca troia. Basta. Il prossimo campionato di Serie A chissà quando inizierà? Bella domanda. Bella domanda. Tu ti ritieni forte? In che senso? In che senso se mi ritengo forte? Giorgio, su Telegram sì, qua è meglio no. Penso che a FIFA ci gioco possono. Beato te Christian. Beato te. Ma se non mi sbaglio i tifosi dell'Inter ci hanno difeso tipo. Se non mi ricordo male. Comunque Christian non ho capito in cosa mi dovrei ritenere forte. Ah, in qualche gioco, ok. Su FIFA 15 ero abbastanza forte. Poi altri giochi in cui mi ritengo forte non ce ne sono. Sì, ma durante la partita ci chiamavano pecore pecore. Purtroppo regale teste di cazzo ci stanno. La cosa brutta è che sicuramente la gran parte di quelli che stavano lì erano pure sardi. Che poi mi disfa che Lukaku si fece una brutta impressione di noi perché non mi stava neanche sulla minchia. Stessa cosa, se non mi sbaglio, successe con Eto'o. Se non mi sbaglio, l'anno dopo il triplete dell'Inter. O lo stesso anno.
Ah, io questo non lo so, Giorgio. Questo non lo so. Non lo so, Max, non ne ho la minima idea. Di solito che facevi nei weekend a parte guardare le partite? Stavo con la mia ragazza. Stavo con la mia ragazza. Che vita improbabile. No, sta tipo a 40 km da me, 30-40 km. Mai assaggiato, Mario? Mai assaggiato. Comunque, raga, io mo vado anche perché sta live è durata quasi un'ora e mezza, quindi durata abbastanza, dai. E niente, raga, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, anzi ci siamo fatti compagnia vicendevolmente e ci becchiamo alla prossima. Belli, raga, sempre Forza Cagliari, ovviamente. Bacione.